Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo alla pubblicazione del rapporto sulla congiuntura del settore agricolo 2019. Un evento che normalmente avviene con la presentazione, con una conferenza stampa, ma purtroppo quest'anno, a causa delle emergenze per Covid-19, l'abbiamo rimodulato. Abbiamo con noi il commissario straordinario di Veneto Agricoltura, l'ingegner Alberto Negro, al quale chiediamo immediatamente perché la pubblicazione di questo rapporto, ormai da tantissimi anni, in piena estate, è così importante per il comparto agricolo veneto. Buongiorno, grazie. Che sia importante lo vediamo anche dai risultati, lo vediamo normalmente quando facciamo la presentazione di questo rapporto della congiuntura dai mass media che sono presenti, dalle persone che sono interessate. Perché è importante? Perché noi facciamo la fotografia dei diversi settori del primario e quindi riusciamo a dare un'indicazione come è andato l'anno precedente in rapporto agli anni passati, e questo è sempre un elemento molto importante per chi deve fare business, per chi deve lavorare, e quindi è molto ascoltato ed è molto seguito. Quest'anno probabilmente c'è una ragione in più anche. Ecco, poi arriviamo alle ragioni in più, ma quali sono le cifre, i numeri più eclatanti del report 2019 che emergono? Il 2019 non è stato un anno particolarmente florido per quanto riguarda il settore del primario, cioè il settore dell'agricolo. La produzione è stimata in 5,85 miliardi di euro. È una cifra sicuramente molto importante, ma purtroppo è una cifra che è in calo del 7,6% rispetto all'anno precedente. Ovviamente ci sono state, come sempre, delle situazioni che sono state stabili, qualcuno ha migliorato, ma la grandissima parte ha perso. In particolare le coltivazioni agricole hanno perso quasi tutto il calo che c'è stato nel 2019. Quindi un meno 7,6% rispetto al 2018, e purtroppo però il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi, anzi con il lockdown purtroppo anche per il settore agricolo alcune difficoltà ci sono state. Diciamo che il 2020 non era partito malissimo proprio all'inizio del 2020, però la chiusura, il lockdown ha creato tutta una serie di problemi. Certo, il settore dell'agricoltura ha continuato a produrre, faceva parte dei codici Ateco che erano permessi, era permesso che non si fermassero, però il canale per esempio dell'Horeca, cioè l'hotellerie, la grande distribuzione e il catering, si sono completamente fermati, l'export si è completamente fermato, e qui una regione d'eccellenza come il Veneto, che è molto votata all'export per esempio o alle culture orticole, è quella che oggi vediamo sta soffrendo in assoluto di più in Italia. Anche gli ultimi dati statistici della Banca d'Italia ieri danno il Veneto purtroppo fanalino di coda fra tutte le regioni italiane, proprio per questa sua caratteristica che a volte ha portato grandi vantaggi al Veneto, in questo momento sta creando grandi problemi. Con la dottoressa Alessandra Liero, che è la responsabile dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura, entriamo invece adesso un po' più nei dettagli del report appena pubblicato e che ricordiamo può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, poi si trova la pagina dove è stato caricato. Grazie Alessandra per essere qui con noi oggi, e quindi io direi di dividere il tempo che abbiamo a disposizione in due parti, e cioè la parte riguardante il 2019, quindi il report sulla congiuntura 2019, ma anche poi sappiamo che come sempre c'è un'appendice dedicata all'anno in corso, quindi un anno tra l'altro particolare caratterizzato appunto dai mesi del lockdown causa coronavirus. Allora, partiamo dal 2019 e vediamo cosa è andato bene, quali settori sono andati bene e quali sono andati meno bene. Allora, ricordiamo sì che il 2019 è stato caratterizzato da abbondanti piogge nei mesi primaverili. Questo ha comportato dei cali produttivi, incidendo fortemente
Da un lato sulle frutticole, che fra l'altro hanno avuto anche seri problemi legati alla cimice asiatica, tanto sta che ci sono stati dei forti cali delle rese, soprattutto per il pero, siamo arrivati addirittura a un meno 60%, meno 40% anche la resa di produzione del kiwi, 25% mele, 35% il ciliegio, quindi un anno molto negativo per quanto riguarda la frutticoltura veneta. Anche per i cereali so che il cambiamento climatico non è stato favorevole. Esatto, i cereali hanno subito scompensi fisiologici legati appunto a questo andamento climatico assolutamente non favorevole, e quindi abbiamo avuto cali nelle rese sia per il mais che per il frumento tenero, e soprattutto per il frumento duro siamo arrivati addirittura ad un calo della produzione del 33-34%. Un po' meglio le colture industriali, infatti la soia ha avuto un aumento delle rese addirittura del 6%, quindi settore che ha tenuto abbastanza bene. Scusami, ricordiamo che noi adesso diamo qualche cifra, esatto. Tutte le cifre sono ben declinate nel nostro rapporto, esatto, appunto ritrovabile sul sito. Diciamo abbastanza bene, le orticole hanno avuto un aumento del valore della produzione di circa il 5%, è stato un anno comunque non buono per quanto riguarda la maggior parte delle culture orticole, ma sono andate bene per esempio sia le fragole che i radicchi, che sono ovviamente la maggior parte, e quindi questo ha portato su il valore della produzione. Male la vitivinicoltura, relativamente male, perché ricordiamo che veniamo da un'annata 2018 che ha avuto un esploit della produzione, quindi ci siamo riportati sui valori standard, appunto questo meno 20% di produzione, di resa. Esatto, inganna un po', perché ricordiamo che comunque siamo sempre un più 20% rispetto all'annata del 2017, che è stata alquanto negativa. E diciamo, passando un po' al settore zootecnico, scusa che ti interrompo un momento, per quanto riguarda la viticoltura però poi c'è l'export che va bene. L'export assolutamente bene, esatto, è incrementato del 3,2%, siamo a 2,31 miliardi di euro per quanto riguarda le esportazioni. Il Veneto ovviamente traina a livello nazionale e insomma assolutamente bene, e anche i primi dati già del 2020 comunque per il primo trimestre sono abbastanza positivi, nonostante il lockdown, appunto sarà poi da vedere. Poi ci ritorniamo. Tornando allora al settore zootecnico, per il latte le consegne sono diminuite del 2%, ma il prezzo aumentato dell'8% ha portato un incremento del valore della produzione. Risultano sempre stagnanti i consumi per quanto riguarda il comparto dei bovini, settore che fa un po' fatica, i prezzi rimangono stabili, ovviamente il consumo è sempre, addirittura quest'anno più che stagnazione possiamo parlare anche di diminuzione, perché in termini di quantità i consumi sono diminuiti addirittura del 2%, di conseguenza insomma si tratta di un settore che si sta un attimo a vedere. Un po' meglio il comparto suinicolo, ovviamente i salumi, i prosciutti trainano questo comparto, e diciamo stabile poi anche il comparto avicolo, che diciamo è uno dei comparti su cui appunto la Regione Veneto eccelle. Poi c'è la pesca e l'acquacoltura. La pesca e l'acquacoltura, il valore della produzione diciamo è aumentato del 5%. È un settore che comunque presenta una sostanziale stabilità nel numero di imprese, nel numero di pescherecci, che insomma è riuscito ad arrivare un po' a una quadra. Comunque il valore della produzione è in aumento, insomma, in termini di valore e di quantità. Quindi se dovessimo riepilogare un pochettino l'andamento del 2019, possiamo dire che stiamo parlando di una produzione complessiva, l'agricoltura veneta vale 5,85 miliardi di euro, come ha detto anche il nostro commissario straordinario, ma quindi una cifra molto importante, ma in calo rispetto all'anno precedente. Esatto. Abbiamo visto i motivi. Sì. E com'è iniziato il 2020 invece? Il 2020 è iniziato, come tutti sappiamo, in maniera negativa per quanto riguarda appunto il lockdown, ma ricordiamoci che comunque anche il meteo non ha aiutato molto il settore.
Ad aprile, per esempio, ci sono state delle forti gelate che hanno inciso in maniera negativa sulla fioritura di alcune frutticole come l'albicocco, le pesche e così via. Di conseguenza già lì per la produzione si prevederà un calo. Sembra bene la produzione per le altre frutticole che come abbiamo visto nel 2019 hanno subito una forte contrazione, come il pero, il melo, il ciliegio, però anche lì c'è ancora l'incognita cimice asiatica, bisognerà vedere appunto come evolverà la situazione nel prossimo anno. Per quanto riguarda il problema del lockdown, ovviamente quasi tutto l'agroalimentare ha sentito meno degli altri settori produttivi. Si pensi al turismo, per esempio. Esatto, infatti dal punto di vista del settore agricolo, sicuramente il settore che ha più sentito degli effetti negativi è diciamo, la parte legata all'agriturismo, alle fattorie sociali che hanno visto completamente un blocco della produzione. Comunque anche tutti gli altri settori hanno risentito del blocco del canale Horeca. Questo vale principalmente per esempio per il latte, abbiamo avuto una diminuzione molto consistente del prezzo del latte spot, per dire, proprio perché questo è per molte aziende che operano nel settore del latte, produttrici di latte, il fatto di vendere a chi produce per esempio formaggi molli, mozzarelle e così via, che sono prodotti specialmente indirizzati per diciamo, alle pizzerie, a questo tipo di lavorazione, hanno visto un aumento, un eccesso dell'offerta. Un eccesso dell'offerta per dire che ha caratterizzato anche il comparto del vitello, che è per esempio un prodotto indirizzato principalmente al canale Horeca e meno al consumo familiare, per cui ci si è ritrovati con degli eccessi produttivi difficili da gestire, che hanno portato a un conseguente calo del prezzo. Sì. Staremo a vedere come proseguirà il 2020, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione e quindi chi ci segue, chiediamo appunto che ci segua attraverso i nostri canali informativi, le nostre newsletter e Radio Veneto Agricoltura. Ricordo infine nuovamente che il report sulla congiuntura è disponibile, può essere scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura. Grazie alla dottoressa Alessandra Liviero, che è la responsabile dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Un arrivederci a tutti, alla prossima settimana. Arrivederci.